USA, proteste in capo allo ponte di Brooklyn, la polizia arrestava 700 indignados. Grecia, approvato lo piano di licenziamenti per gli impiegati pubblici. Italia, Napolitano disse la Padania non esiste. Giustizia, caso Kercher, polemiche dopo la sentenza. Benedica a tutti. Sabato 1 ottobre la polizia arrestava a New York a circa 700 indignados americane perché bloccarono il traffico delle macchine in capo allo ponte di Brooklyn. La sua protesta si rifà a chi degli indignados spagnoli e alle manifestazioni greche. Li chiamano indignados americane. Sono persone di ogni classe sociale che protestano contro lo strapotere delle banche, l'influenza della finanza sopra la politica e la disoccupazione. Il suo motto è non arrestiamo fermi in silenzio e non li facciamo amminazzare. La Grecia approvò lo piano che prevede 30.000 licenziamenti nello pubblico impiego. La scelta sapeva fare per avere gli 8 miliardi della sesta parte degli aiuti imposti dalla Troika, delegazione formata dalla Banca Centrale Europea, lo Fondo Monetario Internazionale e l'Unione Europea. La settimana passata, il Presidente della Repubblica Italiana pigliò con forza posizione a proposito della propaganda leghista. Napolitano disse che parlare di secessione è fuori dalla realtà del mondo attuale. Magari alcune delle associazioni con forti caratteristiche autonomistiche che ci consegnarono un appello per la legalità costituzionale quando venne in Palermo apprezzarono questa dichiarazione del Presidente. La sentenza di assoluzione di Amanda Knox e Raffaele Sollecito scatenava le polemiche di sempre a proposito di giustizia. Pina Banna Ceco si lamenta di sentenze blande che non danno conforto. Per l'altra Banna Ceco fa notare l'anomalia del sistema giudiziario italiano, con leggi come chi da sopra la carcera preventiva. Alla fine di sta vicenda l'unica cosa certa è che Maledetto Kercher morì a 22 anni e non ha ancora giustizia. E Sollecito e la Knox si fecero 4 anni di carcere senza una condanna definitiva. Sono 350 milioni le picciridde che durante la sua vita mai videro una visita ad un operatore sanitario. Save the Children presentava un rapporto lo passato 4 di ottobre a Roma, con l'occasione della campagna Everyone, per dire basta alla mortalità infantile. L'Unione Nazionale Rappresentanti Veicoli Esteri presentava lo passato fine settimana a Palermo le statistiche del Ministero dei Trasporti. Di queste statistiche si capisce che l'emissione di anidride carbonica diminuirà in Italia dello 2,3% in tale primi mesi del 2011. La situazione in Sicilia è delle meglio, con 124 grammi per chilometro. La media nazionale è di picca superiore allo limite di 130 grammi emesso dalla Comunità Europea. Le meglio risultati sono quelli della provincia di Palermo. Alcamo, l'amministrazione comunale approvò il progetto per riqualificare lo castello di Calatubo, che così diventa un centro turistico culturale. Il costo è di 10 milioni di euro, finanziati dalla Comunità Europea. Benedica a tutti. Continua la favola di Davis Mangia, l'allenatore della squadra di palloni di Palermo. Domenica lo Palermo vince in casa contro lo Siena per 2-0, nonostante chi abbia giocato quasi tutto il secondo tempo con 10 uomini. Dopo 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta, lo Palermo è terza in classifica, a un solo punto dei primi. Lo Catania, dopo lo pareggio di Novara per 3-3, si trova a metà classifica, ma ancora è presto per capire un nippon arrivare di 2 squadre siciliani. 42esima edizione di Trofeo Sicilia, organizzato da Liconi Sicilia insieme all'assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana. 1967 picciotti, in rappresentanza di 9 province siciliani, partecipano alle mini Olimpiadi regionali che si tengono in Palermo in tali comuni vicini, divenne risetti a domenica 9 di ottobre. Ci tengo assai a sta manifestazione, dichiarò il presidente di Luconi Sicilia, Massimo Costa. Infatti è l'evento sportivo più importante che si fa in Sicilia, perché riesce a interessare pure i famiglie, grazie alla presenza di tanti picciotti siciliani. Ha cominciato il 1 ottobre l'ATP Challenger Palermo, torneo di tennis che finisce domenica 9. Sto lunedì passato si dettero i premi Nobel per la medicina e la fisica. Chi tu per la medicina, io per la metà agli scienziati Butler e Hoffman e l'altra metà a Steinman, tutti e tre per gli studi sopra lo sistema immunitario.
Pure chi per la fisica si l'ha però a spartere a metà. Per Mutter e la Cucchia Schmidt e Ries per i suoi studi sopra l'espansione dell'universo. Nel mese di ottobre si celebra in tutto il mondo la settimana vegetariana. In Palermo l'evento si fa di martedì 4 a mercoledì 12. Il programma prevede aperitivi e cene vegetariane e vegane, proiezioni di documentari, film e conti e dibattiti medico-scientifici sopra i temi dell'ecologia, la contaminazione e la deforestazione. Lo passato mercoledì a cominciare alla Biblioteca Liciniana di Termini i seminari L'isola e il risorgimento, organizzati dall'Associazione Termini d'Arte, con il patrocinio della provincia di Palermo e del comune di Termini. Si tengono ogni mercoledì e finiscono a dicembre. Chissà è tutto per questa settimana. Ne vediamo lo prossimo venerdì. Salutiamo.